Una banale discussione fra vicini di casa rischia di sfociare in una tragedia in Val Brenta, dove un uomo è stato accoltellato dal suo dirimpettaio al termine di un litigio. È avvenuto nel pomeriggio in via Val Gadena a Val Stagna, dove Maurizio Primon, di 64 anni, e il 69enne Carlo Bianchini, questo è il nome delle persone coinvolte nella drammatica vicenda, si sarebbero presi a male parole a causa di un'auto parcheggiata nella corte comune. Pare che la posizione del veicolo abbia fatto partire uno scambio di opinioni piuttosto vivace che si è concluso con l'aggressione di Bianchini ai danni di Primon. Secondo le prime informazioni, quest'ultimo sarebbe stato raggiunto da uno o più fendenti menati dal vicino con un coltello da cucina. La vittima è stata colpita a un orecchio, all'avambraccio e al collo sotto gli occhi di alcune persone. Primon è caduto a terra cercando di difendersi, ma alla fine ha riportato profonde ferite, lasciando sul pavimento della corte comune un'impressionante scia di sangue. Subito sono accorsi sul posto i carabinieri della stazione di Solagna e Bianchini è stato portato in caserma dai militari per gli approfondimenti di rito. I militari della compagnia di Bassano hanno effettuato tutte le verifiche del caso, sentendo i testimoni per ricostruire i contorni della vicenda. Il ferito è finito in ospedale, le sue condizioni sono in via di valutazione. Al momento non abbiamo indicazioni, soprattutto sullo stato di salute del malcapitato. Speriamo di avere informazioni positive nelle prossime ore e soprattutto sullo stato di salute, appunto. Sembra che in passato ci siano già stati attriti fra i due vicini di casa, ma la tensione era sempre rimasta nei limiti della convivenza civile e nulla faceva pensare che ci potesse essere un'escalation di violenza simile. Bianchini è ora in stato di fermo, potrebbe configurarsi per lui il reato di tentato omicidio.